Proviamo a fare 3 copie, vediamo quanto tempo. Allora, abbiamo messo le 3 cassette, il master e i 3 schiavi. La registrazione A e B sta al centro, non esageriamo con i volumi. Facciamo copia automatica. Sono partiti, livello è medio, però comunque va bene, tutti e due lati stiamo registrando. Vediamo che tempo ci vuole. Sembra la velocità di avvolgimento, vediamo che succede. Nel tempo qui i volumi sono sempre buoni. Qui sta impostato A e B. Stiamo registrando lancetteria numero 3. I titoli sono questi. Siamo al 50% e sono passati 30 secondi. Andiamo avanti, vediamo un attimo. Appena finisce dovrebbe finire la registrazione e ritornare in posizione lato A. Controlliamo. Ok, logicamente io qua ho tutte cassette, questo è 46, tutte da 46, il master è da 60. Qui sta continuando a fare qualcosa, però non ha la possibilità di fermarsi. Facciamo stop, perché logicamente il master è da 90, da 60 e adesso possiamo ritornare a riavvolgere il tutto. Sta riavvolgendo anche il master. Fermato. Ok, abbiamo fatto tutto, inserimento cassette, controlli e tutto in 2 minuti e 40, registrazione di 3 cassette.